2 di Feletto, nell'anno scolastico 1979-80. La nostra scolaresca è composta di 13 alunni, 7 maschi e 6 femmine. I presenti sono 12, poiché una bambina non figura nel gruppo fotografico perché è ammalata. Ecco un'altra panoramica della classe. Intanto vi intratteniamo con una breve lettura dialogata intitolata Non posso. Gianni è un bambino obbediente e fa tutto ciò che gli si dice. Un giorno il medico gli dice: mostrami la lingua. Gianni ne mostra la punta. No, tirala fuori tutta. Il bambino la tira più che può e alla fine scoppia a piangere. Non posso, è attaccata alla bocca. Ora vi presento i miei compagni della prima fila. Il primo sono io, Cristian. Dopo di me ci sono Massimo, Stefano e Lavani. Nella seconda fila vediamo Lucio, Katia, Andrea e Luca. Nell'ultima fila Margaret infortunata per una caduta. Gabriele che ha tentato il volo dalle scale, ha ancora i segni sotto gli occhi. C'è Mariolina pensierosa e Barbara assorta nei suoi pensieri. Ora vedrete uno per uno tutti i miei compagni. Essi si presenteranno e per far sentire le loro bravure vi reciteranno le poesie imparate durante l'anno scolastico. Io mi chiamo Rosolène Christian, recito la poesia Dolce stagione. Vorrei che fosse sempre primavera, i mandorli si vestono di bianco ed erba nuova rinverdisce il prato. Nube rosata è il pesco che piove a poco, lieve pioggia di petali nel vento. Cantano i grilli a sera, mentre in cielo si accendono le stelle. L'aria sente di viole, di germogli la siepe rifiorisce, già percorsa da un brivido di vita. Mi chiamo Tonon Barbara, recito la poesia L'autunno. L'autunno ritorna, la terra si spoglia, il ramo si orna con l'ultima foglia. Le rondini stanno ormai per migrare, si chiamano e vanno lontano oltre mare. Mi chiamo Dadalt Margaret, recito la poesia Mamma. Mamma, ci sono al mondo tante cose belle, i fiori, il mare, il cielo con le stelle, il sorriso del sole d'oro che dà luce e dà calor. Ma per me, più che il cielo e il mare, più del sole che ci dà calor, c'è la fiamma del focolare, c'è la mamma col suo amore. Io mi chiamo Colotel Massimo, recito la poesia Il palloncino. Non piangere bambino se il filo si è spezzato e il rosso palloncino in alto se n'è andato. Stasera un cherubino forse lo scorgerà e per le vie del cielo quel rosso palloncino a spasso se ne andrà.
preghiera Dio, dal cielo il Dio ci vede, dal cielo il Dio ci sente, conosci i nostri pensieri, legge nella nostra mente e vive nel nostro cuore se il cuore è innocente. Io mi chiamo Stimoli Luca, recito la poesia Il vestito dell'albero. D'inverno l'albero non ha il vestito come i poverelli, se ne sta solo e infreddolito coi suoi ramocelli. Vuole dormire, ma il vento lo desta, la pioggia lo bagna e lui sta quieto in mezzo alla tempesta e nemmeno si lagna. Ma poi la neve ricopre i suoi rami e all'albero fa un bel vestito con tanti ricami come nessuno ce l'ha. Mi chiamo Ceschino Andrea, recito la poesia Lo spazzolino da denti. Sono uno spazzolino da denti. Prego, non fate complimenti, usatemi pure 3 volte al giorno, sopra, sotto e tutto intorno. Per amor di pulizia la casa spazzo via. Io mi chiamo Borsoli Mariolina, recito la poesia Il soffione. Soffione, nuvoletta rotonda di bambagia, strano fiore di prato, che ti lasci scompigliare dalla brezza, i tuoi piccoli semi volano nell'aria, giocano nel sole, minuscoli paracadute fatti d'aria e di luce. Io mi chiamo De Pizzo Gabriele, recito la poesia Siamo mascherine. Siamo mascherine, lieti, ridenti, tutti i momenti durante scherzare. È carnevale, cari bimbetti, e 2 belletti si possono fare. Eccole dunque le mascherine, tanto carine, pronte a ballare. Io mi chiamo De Martin Katia, recito la poesia La casetta. Una stanza, una cucina, 3 geranni alla finestra, una mamma, una bambina e laggiù la via maestra. Prati freschi intorno, galli, tortere e un tacchino e la fonte tutto il giorno canta e specchia il certorchino. Io mi chiamo De Martin Lucio, recito la poesia Il ragno. Un ragnetto birichino stava chiuso in un buchino, vide il sole uscì di lì, vide un ramo, vi salì e poi una rete si cucì, poi tranquillo vide dormì. Mi chiamo Antiga Stefano, recito la poesia Nasce Gesù. Campana piccina sospesa lassù, intorno il tuo canto che nasce Gesù. Oh stella, stellina che veli lassù, ravviva il tuo lume che passa Gesù. Oh cuore piccino che attendi qua giù, prepara i tuoi doni che vieni Gesù. Io mi chiamo Fallon Sonia, recito la poesia Filastrocca. Vedo un ragno nel suo regno che lavora con impegno e un uomo che fa il bagno con un cigno nello stagno.
Intanto che osservate i nostri volti, 2 di noi reciteremo la poesia dialogata Il toppino astronauta. Io mi chiamo Luca e io Cristian. Un toppino pazzerello volle correre l'avventura e saputo che cercava una cavia per la luna, alla NASA si arruolò e astronauta diventò. Se la luna è di formaggio, come dicono tutti qui, avvenuto l'allunaggio, non mi muoverò da lì, così mangerò beato buon groviera notte e dì. Addio terra, addio compagni, nella luna io me ne va, disse quando dalla terra l'astronave si staccò. E se tutto andrà benone, un messaggio manderò. Il messaggio arrivò, lesto attraverso il telestato. Cari amici, aiuto, aiuto, di formaggio non ce n'è. Tutto è duro rinsecchito, io non ci resisto più. Miei fratelli, aiuto, aiuto, me ne voglio tornare giù. Dalla base aerospaziale lo sentirono invocare. Con manovra magistrale giù lo fecero tornare. Quando in terra si trovò, il topino mormorò: oh, la luna non è quella che ci sembra da qua giù. È assai meglio immaginarla che dover andar lassù. Preferisco un crosticino, ma restar nel mio buchino. Anche le bambine non vogliono essere di meno e vi faranno ascoltare La strega cattiva e la fata buona, lettura dialogata. I personaggi: Stellina, Mariolina, la mamma, Margaret, la strega, Katia, la fata, Barbara, il principe, Christian. Stellina: sono stanca, mi aiuti? Volentieri mamma, scopo io tutta la cucina. Questa bambina è troppo buona, a me la bontà non piace, voglio trasformarla in una statua di pietra. Boom, 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 boom. Bah, l'incantesimo ecco qua. Ah! Bellissima questa statua, stanotte la porterò nel mio giardino. Stellina, bimba mia, perché non ti sento cantare? Stellina, rispondimi, oh Stellina, parla alla tua mamma, perché taci, sei diventata di pietra, ahimè. Posso entrare? Sono il principe, mi sono smarrito nel bosco. Avanti, maestà, se tu puoi, mio buon principe, aiutami. Un crudele incantesimo ha trasformato la mia bimba in una statua. Conosco questi incantesimi. Certamente si tratta della strega Occhio di Pietra. Bisogna chiamare la fata Occhi Dolci, soltanto lei ci può aiutare. Chi mi ha chiamato? Noi, aiutaci. Vedo, questa povera fanciulla è stata trasformata in una statua di pietra. Pim, 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 pirim, pim, bimba bella vieni qui. Oh, mamma, scusami, invece di aiutarti credo di aver dormito. Grazie, fata, grazie, principe. Io dico grazie a te. Cercavo una fanciulla umile e buona. L'ho trovata, la farò mia sposa. Evviva, evviva! Katia, Vania vi racconteranno una storia breve. Mamma, ti piacciono le storie? Sì, cara, tanto. Te ne racconto una? Sì, con piacere.
E se non ti piacerà? Mi piacerà di certo. Anche se corta corta? Sì, con piacere, dilla. No. C'era una volta una bottiglia di latte sulla tavola. Ora non c'è più perché io l'ho rotta. Margaret, Katia, Mariolina, Barbara sono diventate tanto golosone e leggeranno mammine golose. Sa, signora, che mia figlia ha il morbillo? Anche la mia Loretta è malata, ha fatto indigestione ed ora la febbre. Oh, ma che cosa ha mangiato? 1 chilo di cioccolatini. Beata lei, anzi volevo dire che golosona. E dica signora, per caso non è avanzato qualche cioccolatino? Vado a vedere. Ecco la scatola. Accetta un cioccolatino, signora? Volentieri, anche 3 o 4. Io le farò compagnia. La scatola è presto vuota. Il giorno seguente la mamma di Lia telefona alla casa di Anna. Pronto, buongiorno signora. Volevo chiederle che compito devono fare oggi le bambine. Sa, Lia non è andata a scuola, ha fatto indigestione. Oh, che strano, anche la mia Anna ha fatto indigestione. E per terminare, ecco una poesia che ci fa pensare alle vacanze estive. Nel parco pubblico della città è ricomparso alla fine di maggio un simpatico e strano personaggio in giacca bianca e bottoni dorati, tondo, rubizzo, giocondo all'aspetto. Spinge pian piano un grazioso carretto su cui c'è scritto in azzurro gelati. Quel carrettino che grandi sospiri quando nel parco compie i suoi giri. I bimbi sognano di poter dire: mi dia un gelato da 1000 lire.